Gentile signore e signori, non c'è un onore più grande che di parlare di uno statuto, che era un testo simbolico molto molto importante per tanti secoli in una comunità come quella vostra, dei vostri antenati. Sono molto molto onorata di questa occasione di parlarci. Tutti mi hanno detto, sapevo già Capodistria è un ambiente plurilinguale, era anche tanti secoli fa, dunque ci possiamo capire in tante lingue, ma ho scelto di parlare in italiano, che forse per tutti sarà un po' più facile che se parlassi in croato. Vi prego per questo di sopportare, di avere pazienza per certamente tanti errori di lingua e di stile che saranno presenti durante la mia lezione. Come avete visto, il titolo è un po' così, non molto preciso. Non a caso, non ho messo 600 anni o 6 secoli nel titolo, perché una delle cose che vorrei lasciarvi vedere è che i secoli sono più di 6. Dunque andremo più lontano nel passato dal 1423. L'altra ragione era perché molte cose non sono state ancora ben studiate, non era neanche possibile di studiarle adesso per questa occasione. Dunque io vi porterò in attraverso questo paesaggio storico in una, diciamo, passeggiata non molto formale, per farvi capire e vedere alcuni punti che penso siano i più importanti. Dunque molte domande resteranno aperte e quello che non farò è di entrare nelle soluzioni pratiche dello statuto, dunque come è stata regolata questa cosa o quell'altra cosa, perché per quello non vi occorre una guida come sono io, ma qualcuno già in latino, altri quando sarà tradotto in sloveno e forse anche in italiano, non lo so, saranno in situazione di leggere da sé, vedere cose che sono interessantissime. Per esempio c'è molto sul mercato, sulle cose che si trovano al mercato. Dunque cosa vi racconterò? Sono un paio di punti che vorrei trattare. Prima vi dirò qualcosa sui manoscritti che abbiamo e anche l'edizione, e vi lascerò vedere un pochino anche delle foto per illustrare meglio e per far capire come sono fatti. Poi verrà un punto centrale, diciamo che è anche il punto il più difficile, forse diciamo una passeggiata in salita, ed è quella della genesi dello statuto, dunque come siamo arrivati al punto di 1423, come è stato costruito questo statuto, quali sono le eventuali parti più anziane, come sono state collegate in un insieme che oggi abbiamo. Per questa parte penso che forse il metodo, avevo pensato che forse il metodo il più logico è quello che hanno adottato alcuni storici, soprattutto qui il nostro collega Dušan Mlacović, che è il metodo inverso, dunque non cronologico, ma andando all'indietro da quello che sappiamo, che abbiamo, verso le cose meno conosciute. Lui ha fatto il magistrale libro sulla nobiltà di Arben di questa maniera. E poi alla fine qualcosa che penso è molto importante ed è il patrimonio giuridico
che è stato inserito nello statuto. Da dove vengono queste norme? Sono state pensate da qualcuno o sono state prese da qualche testo? Se ci sono delle somiglianze con altri statuti, quale patrimonio più largo, istriano, veneziano, europeo, ha influenzato le soluzioni che troviamo nello statuto. Ecco, questi sono i miei percorsi per stasera, spero che vi interesseranno. Allora, prima i manoscritti. Comincerò con quello che è anche esposto, che potete vedere, che potete vedere anche nella mostra, ed è stato prestato dall'Archivio Storico di Fiume. Lì è arrivato con la sezione archivistica dal Museo Civico di Pola, lì è arrivato dalla Biblioteca di Parenzo ed è stato donato dalla famiglia Carli, dunque di una collezione privata. Questo statuto è stato utilizzato per l'edizione che avete, quella del 1993. Scrivendo la parte introduttiva per quella edizione dello statuto è stato detto che probabilmente questo manoscritto, anzi data dal 1423 o prima del 29, questo è stato dunque anche ripetuto dallo storico del diritto Margetic, che ha curato quella edizione, ma secondo me non quadra. Questo dovrebbe essere una copia un po' più recente, forse fine quattrocentesca, così. Questa è una lettera semigotica che non sarebbe dalla prima metà del 400, secondo la mia opinione. Quello che è più interessante di dire è che era un manoscritto ad uso privato. Come lo sappiamo? Sappiamo perché ha abbastanza errori che non sono stati corretti. Quando si faceva una copia di un statuto che era per le istituzioni ufficiali, per l'amministrazione, allora c'era sempre la procedura che è stata anche descritta adesso non mi ricordo, qualche statuto istriano. Allora uno leggeva, l'altro controllava se è stato copiato bene, e allora gli errori si riparavano. Qui ci sono errori, niente correzioni. Anche altra cosa c'è in un post, ecco, mi scusate, questo è veduto un po' più da vicino, questa bella lettera. In un posto c'è stato scritto ma cancellato, dunque si legge un po' difficilmente, ma si legge Sum Jacobi Petroni, dunque sono di Giacomo Petronio con la scrittura del XVI secolo. Questo che lo ha fatto copiare non ha risparmiato mezzi, perché è stata utilizzata la preziosa pergamena. Dovete allora pensare che con una pelle di agnello si potevano dunque scrivere 4 pagine, dunque costoso, dipende quanto grande è l'animale, quanto grande è il manoscritto, ma diciamo 4 da una parte e 4 dall'altra, ma dunque costoso, e ha anche avuto le belle coperture fatte di legno e coperte anche loro di pelle con pezzi di metallo negli angoli, come si faceva anche per i libri liturgici, dunque per quando sposti il libro, per non graffiare subito la copertina, no? Si mettevano questi pezzetti che sulla vecchia copertura che è stata conservata ancora si vedono.
Ma adesso guardiamo questo manoscritto che è più importante ed è quello che si trova tuttora a Venezia, ma spero un giorno di nuovo a Capodistria, speriamo, o almeno con buone foto digitali fino a quel momento felice. E questa è la sua pagina, non proprio principale, ma principale per il testo. Come vedrete, molto bene, molto bello, molto prezioso di queste iniziali molto belle. Perché questo? Come mai quello non abbiamo qui? Dunque, in un momento è venuto nelle mani di Marchese Gravisi, è stato dato in dono al Ginnasio di Capodistria, poi è venuto all'Archivio Municipale di Capodistria, come oggi è stato già detto, con tutta quella massa importante tardo-trecentesca, è partita per Italia nel 1944, prima a Roma probabilmente, poi a Venezia, per tanto tempo non si sapeva esattamente dov'era. Guardando la scrittura più da vicino, quello che conosce bene le scritture direbbe più o meno subito sì, questo potrebbe essere 1423 o circa. E quello che avevo già detto, molto belle iniziali, dunque veramente un bel manoscritto anche per guardare, con quasi tutti gli iniziali illuminati, no? con i disegnini, anche alcuni anche come questo primo con ancora più decorazioni. Allora, guardando il contenuto, quando si prende da una parte le foto digitali, che adesso abbiamo grazie al collega Dusan Mlazovic per uso privato al momento, e quando si guarda l'edizione a stampa, si vede che il testo è lo stesso. Anzi, questo testo è molto meglio che quello che abbiamo visto prima, che abbiamo detto ad uso privato e che ha servito per l'edizione di 1993. Dunque la scelta nel 1993 di prendere a base un manoscritto non era ideale, diciamo così, non so perché perché non sempre il manoscritto è meglio dell'edizione, dipende, no? Bisogna studiare molto bene. Allora, qui abbiamo sì che il testo è corretto, per esempio qui, come vedete, ecco qui, ha detto et similiter ubi, non so se si vede questa lucetta, no, forse faccio qualcosa male, et similiter ubi continetur bona ex parte patris, vedete che è stato cancellato e scritto matris. Sulla margine. Questo è il risultato di controllo della coppiatura. Anche un altro esempio, ecco qui il coppiatore ha tralasciato di scrivere quasi tutta una frase. Come vedete qui sopra, nella seconda linea c'è un segno come di una V inversa, dove deve essere inserito questo testo a parte. Questo ci dice che questo era veramente un manoscritto preparato per qualche ufficio a Capodistria o forse a Venezia, ma probabilmente direi qui, dunque uno dei testi ufficiali che erano utilizzati nelle situazioni giuridiche quotidiane. Qui vorrei aggiungere ancora un'altra cosa, in questo manoscritto già, ma anche in quell'altro, e anche nella versione stampata, all'inizio abbiamo il calendario
che è una cosa molto bella e si trova spesso nei statuti, il calendario ufficiale del comune di Capodistria. Qui si vede quali giorni festivi si celebravano. Questo è anche molto importante per capire l'identità e il culto dei santi. Si può guardare i nomi delle chiese, si può guardare i nomi delle confraternite per esempio, ma si può guardare anche il calendario quando erano delle feste ufficiali. E qui è interessante di vedere quelli che si chiamano santi ma santi non sono, come per esempio non so adesso, San Odorico, penso, di Pordenone, che si chiama santo perché ha un culto locale molto importante, ma e non è stato ancora canonizzato, è stato diventato beatificato, non so esattamente, ma qualche tempo fa, ma è ancora in corso il processo di canonizzazione. Ma vi dice, dunque, il fatto che è stato chiamato santo vi dice è un culto importante a Capodistria. Ma torniamo adesso a questo manoscritto. Dunque un manoscritto ufficiale che è stato molto molto sciupato dall'uso, come vedrete anche più avanti. Prima i segni dell'uso, ecco, questo che vi ho accentuato con il cerchio, questo dovrebbe essere una manina. Nei manoscritti medievali questo si chiama con la parola latina manicula, con il dito che mostra su un passaggio importante che spesso deve essere trovato per la pratica. Dunque abbiamo queste manine un po' ovunque nei pezzi più importanti o più utilizzati. Poi abbiamo da qualche... scusatemi, dietro... No, qui no, forse non ho saltato, diciamo. Poi abbiamo alcuni luoghi dove ci sono delle annotazioni sulle margini di diversi tempi, di diverse scritture, quando qualcuno notava una cosa che era importante. Poi abbiamo, anche se è un testo ufficiale, uno direbbe un po' di rispetto ci vuole, ma la gente, sapete com'è, uno magari un cancelliere o qualcuno che aveva una funzione, un po' si stufava, allora disegnava qualcosa, come anche qui, alla fine del manoscritto. Alcuni stemmi, questa con la crocetta mi sembra stemma della famiglia Dandolo, poi quella alla destra parte della famiglia Cabon, avete anche una B sopra la stemma, e poi una scena un po' direi interessante, con dunque una barca da cui si spara, come vedete un uccello vola tutto stressato. Cosa vuol dire questo non lo so, se è stato solo un disegnino così per far passare il tempo, e cosa sia questa cosa un po' triangolare al centro. Io non conosco tanto bene Capodistria di poter dire questa è la pianta, ma forse voi lo sapete, un po' disegnata così, della città o qualche parte, non lo so. Quello che è successo con il manoscritto è che dunque per queste ragioni di utilizzo e non buona conservazione, perché al momento quando avevano il testo stampato i manoscritti diventavano meno importanti naturalmente. Allora quello che è successo è che molte pagine sono così malmesse, con delle fissure in metà, anche alcune di cui non abbiamo la seconda parte e alcune pagine mancano, ma sappiamo che mancavano già 100 anni fa, quando per la prima volta
il manoscritto è stato descritto 150 anni fa. Dunque ci sarà una volta, come io lo spero, se il manoscritto torna a casa, ci sarà molto lavoro di restauro per farlo di nuovo venire nelle sue gloriose condizioni originali. Poi nel 1668 è stata prodotta la versione stampata. Questa è la pagina, la prima pagina, il frontespiccio, con, come vedete, anche il stemma di Capodistria qui nella parte centrale. E qui abbiamo anche alcuna descrizione come è stato fatto questa versione stampata. Dunque alla richiesta di una delegazione di Capodistria, il Senato veneziano ha permesso di stampare lo statuto. E le ragioni che erano state dette perché questo dovrebbe essere fatto era che lo statuto il testo dovrebbe essere conservato, perché dicono c'è un decrepitum originale, come lo chiamano, dunque un originale che è stato già abbastanza danneggiato. E c'è anche un'altra ragione che qui forse gioca di meno, ma sappiamo dai statuti di Dalmazia che questo anche era importante. Quando stampi un statuto non c'è più paura che qualcuno cambiasse qualcosa, no? Hai una versione per tutti, perché il pergamena è un ottimo materiale, dunque prezioso, ma ha un problema che si può prendere una pietra non so come si chiama, leggera, e come con una gomma cancellare e riscrivere. Quello era sempre un problema, un punto di attenzione. Per questo i statuti, soprattutto nel 600, sono stati stampati, anche se ci volevano pochi esemplari, dunque era una impresa proprio anche costosa, no? Alcuni esemplari per gli uffici di Capodistria, alcuni esemplari per gli uffici a Venezia, alcuni esemplari per quelli che collezionavano libri di prestigio delle famiglie patrizie, ma qui siamo forse a, non so, 20 esemplari stampati. Alcuni statuti di Dalmazia sono stati stampati anche di meno esemplari. Per questo è proprio una cosa eccezionale che avete 4 a Capodistria. Ecco, dunque veramente un patrimonio qui presente. Però perché è stato fatto questa versione stampata, allora i manoscritti diventavano meno importanti, si conservavano sì e no, meno, e allora questo ha cambiato molto, molto la cura per i manoscritti. Adesso prendiamo questo statuto stampato come base per andare un po' all'indietro. Allora, guardando lo statuto stampato e quello la versione di 1423, diciamo è lo stesso, più che in questa versione stampata è stato aggiunto il libro quinto cosiddetto, che sono le addizioni, dunque tutte le norme giuridiche che sono state create dopo il 1423.
Da una parte le decisioni del Maggior Consiglio di Capodistria, leggi comunali, diciamo. Per esempio nella metà del Seicento è stata presa una legge abbastanza dettagliata sulla maniera di ballottare, non so se si dice portare i voti, no? Nel Maggior Consiglio. Allora si diceva tutti quelli che vengono nel Maggior Consiglio devono avere almeno 20 anni, ma adesso ci vuole il documento del battesimo per sapere esattamente che hanno veramente 20 anni. Poi si diceva prima di mettere la mano nella urna di voto si deve mostrare che c'è la palloncina per votare nella mano, per non fare finta di niente e conservarla. Poi si dice quando si fa la votazione tutti devono essere al loro posto, non devono camminare per la sala perché non è una buona situazione di ordine. Ecco. Dunque, nuova legislazione di Capodistria, questa è una cosa. Seconda cosa, le regole che venivano da Venezia. In più delle casi venivano o incorporate o accompagnate dalle lettere ducali, dunque queste lettere ducali che sono molte, incluse nel libro quinto, che spesso rispondono a dunque di diverse istituzioni veneziane che rispondono a delle richieste, suppliche del luogo. Per esempio nel 1546 è venuta una delegazione di Capodistria e ha ottenuto che le istituzioni veneziane hanno permesso che la fiera per il giorno di San Nazaro, del 19 giugno, deve per 15 giorni portare un privilegio per un'immunità per le persone che erano in debito, che possono venire a Capodistria senza rischiare di essere state prese. Questa è una cosa classica che sempre si accompagna il giorno del Santo Protettore. Dunque questa è la differenza da quel testo di 1423. Adesso guardando cosa è stato fatto nel 1423, dunque è stata fatta noi chiamiamo così, una nuova redazione dello Statuto. Dunque il testo è stato riordinato. Per fortuna, questo non sappiamo quasi mai come è stato fatto, ma per fortuna qui abbiamo buone fonti che raccontano come è andata il 1423. Qualcosa sta nel proemio dello statuto, poi ci sono 2 lettere ducali, sappiamo come hanno fatto. Dunque, prima nel 1422 c'è stata una delegazione di capodistriani che è andata a Venezia e chiesto al Consiglio di 40 che ha approvato questa richiesta di fare la nuova redazione dello statuto. E come? Dunque hanno eletto 9 membri della comunità, che erano dunque membri di patriziato locale, più 3 giudici, dunque 12 membri, come è stato anche fatto a Pirano in un momento. Di questi 12, uno era professionista di diritto, tutti altri erano nobili che naturalmente conoscevano diritto perché lo applicavano nelle loro funzioni, ma non erano proprio abili di formulare le norme nuove, non so, fare dei grandi cambiamenti legislativi. Il loro mandato era di
esaminare e cancellare quello che era superfluo, dunque delle vecchie norme nello statuto che non si applicavano più, come lei ha menzionato che succede anche oggi, no? E poi di introdurre delle nuove norme che erano, come è stato detto nello statuto, erano utili per Capodistria e per Venezia, perché sempre naturalmente non si deve costruire qualcosa nell'ordinamento giuridico che andrebbe contro gli interessi della dominante, è logico. Hanno cominciato di lavorare il 2 gennaio, hanno finito il 28 gennaio. Ci sono alcune domeniche, ci sono 2 feste obbligatorie, dunque più o meno 20 giorni. Cosa questo vi dice? Vi dice che non hanno fatto molto. Anche sono 12, no? Se pensate, sa ognuno di noi della nostra vita, quando hai una istituzione che ha 12 membri non è molto effettiva, è più effettivo di avere 3, ma va bene qui. Dunque, questo è importante perché ci dice, questa allora, adesso una ipotesi che poi guarderemo di meglio, ci dice hanno preso quasi intero lo statuto più vecchio e lo hanno ripreso nello statuto di 1423. Dunque oggi, tenendo in mano lo statuto del 1423, abbiamo qualcosa di più anziano. Ecco, questo è molto molto importante. E allora adesso vediamo se ci sono anche un po' di prove per questa idea mia. Se ci sono tracce di questi cambiamenti di 1423. Qualche traccia l'ho trovata un po' cercando adesso, preparandomi per questa occasione. Per esempio, in una ducale di 1394 viene citata una legge, si dice statuto, libro 2, capitolo 106. Oggi nel libro 2 non ci sono 106 capitoli, dunque qui è sparito qualcosa, no? Nel 1423, che era presente alla fine del 300. Poi c'è un altro argomento che è un po' più complicato, ma vi prego di credermi perché un storico di diritto lo vede. E questa è la struttura dello statuto. Allora, lo statuto di Capodistria ha uno stranissimo libro 1, mai visto qualcosa di simile. Sono delle norme diversissime, una dopo l'altra, poi hai sul torcolo dell'olio, poi hai qualcosa sul maggior consiglio, poi hai qualcosa di una cosa terza, quarta, così via. Cose molto molto diverse. Questo a me fa pensare subito che non entrava nel testo forse originale. Invece i libri 2, 3, 4 sono molto consistenti, logici, hanno una buona struttura che subito trovi quello che vuoi trovare. Libro 2 parla sulle successioni, parla sui matrimoni, parla sulle carte notarili, le vendite. Il libro 3 parla di istituzioni e di ordine comunale. Il libro 4 sui danni campestri e così via. Questo è più o meno la stessa struttura che ha lo statuto di Isola, salvo che lo statuto di Isola ha per primo libro il libro sul penale. Quasi sempre gli statuti cominciano o con le istituzioni, dunque sì, logico, la struttura del governo, diciamo, o con il penale. Queste sono le situazioni classiche. Qui questa anomalia, diciamo, di Capodistriana mi dice che questo non è l'originale libro 1
e penso di sapere cos'è successo. Difatti, quando Capodistria è diventata parte di Venezia, e ancora un po' più tardi, è stata introdotta la regola che nel penale si applica il diritto veneziano, il promissio de maleficiis veneziano. Dunque a quel momento la parte penale che c'era, secondo me, nello statuto originale è stata tolta via. Cosa hanno messo? Allora non avevano più libro 1, cosa hanno messo sul posto di libro 1? Tutto quello che tra lo statuto originale, che poi cerco di farvi capire che era fine 200, inizio 300 forse, tutto quello che nel frattempo fino al 1423 si trovava un po' ovunque. Per questo questa situazione molto molto illogica con il libro 1 che mischia diverse cose. Dunque hanno avuto libro 1 tolto via, libro 2, libro 3, libro 4 molto bene, e poi tutto quello che si è fatto più tardi hanno messo al posto di libro 1, penso. Ecco, questo non posso esattamente provare, ma mi sembra una cosa abbastanza logica, perché, come dico, un inizio come questo dello Statuto di Capodistria non si trova da nessuna parte. Allora, cerchiamo di vedere se abbiamo tracce di questo statuto più anziano della versione del 1423. Due esempi, ma ci potrebbero essere ancora. Ci sono dei capitoli databili nella versione del 1423, che non hanno una data precisa, ma si dice questo è stato formulato durante il podestà tale e tale. Qui si deve andare cauti, perché i nomi si ripetono, anche qualche volta la stessa persona viene alla stessa funzione, ma andando un po' cauti e guardando, soprattutto utilizzando una cosa molto molto utile, che è una database, The Rulers of Venice, che hanno fatto i colleghi e che sta online. Si può vedere per esempio che c'è un capitolo che si chiama De Pactis et Conventionibus Usurariorum, che parla dell'attività degli ebrei, con il nome del podestà Michele Contareno. Allora c'erano due podestà, uno si chiama Michele Contareno, uno Micheletto Contareno. Uno di questi due sarà, tutti e due sono della fine del 300. Un altro che parla sui torcoli, anche quello databile 1321, dunque ancora andiamo all'indietro. Qui devo indirizzare un problema e poi tornerò indietro sulla pista generale, e questo è il problema di continuità. Forse non sapranno tutti, ma sì quelli che si hanno occupati della storia capodistriana. Dunque c'è come si dice, mainstream teoria che lo Statuto di Capodistria nel 1348, quando c'è stata quella grande rivolta, che è come oggi abbiamo sentito da Dusan, è stata un po' romantizzata anche nella storiografia, anche qui è un po' successa la stessa cosa. Dunque nel 1348 è stato abolito e poi alla fine del 300 fatto un nuovo statuto e poi rifatto 1423. Questo secondo me non ha nessun fondamento, per diverse ragioni. Prima, quando si guardano i documenti del 1358, 10 anni dopo la rivolta,
ci sono alcuni documenti che parlano sulla restituzione di diritti di Capodistria. Dunque Capodistria sì che è stata sanzionata, punita per quella rivolta, ma lì si dice proprio cosa loro è la tolto e cosa di nuovo possono avere. Lì di statuto non si parla. Seconda cosa, un po' di analogia con Zara, che si è rivoltata tante volte, c'era una rivolta poco prima di questa capodistriana, anche un'altra un po' più tardi. Lì mai lo statuto, lì sappiamo che lo statuto non era messo fuori uso. E poi anche se pensate di maniera pratica, crei un vuoto, devi avere qualcosa, allora puoi dire, non so, adottate diritto veneziano, adottatevi il diritto di Piranesi, adattate questo, ma non puoi creare un vuoto, no? Quello non si vuole. E poi abbiamo anche il testo della reconciliazio, dunque quando la rivolta è stata finita per mettersi di nuovo in termini di pace. Qui penso di aver capito che la pessima lettura di questo passaggio ha creato dei problemi. Mi scuso per il latino, ma è in latino. Dunque, questo non occorre adesso leggere tutto, ma queste parole singulis che rinunciano che sono in rosa, agli aiuti e diritti comunibus doveva essere, mi scuso per l'errore di municipali e comunali, delle consuetudini e così via. Ma questo è stato proprio mal capito, perché ogni storico del diritto, e per questo sono molto meravigliata che anche Margetic non l'ha visto. Questa è una clausola che si trova in quasi tutti i contratti, sanno quelli che come Dusan ne hanno letti molti, contratti di vendita di ogni cosa tra due persone, viene la clausola renunziantes, che vuol dire questo che noi adesso abbiamo stabilito ha più valore di tutte altre cose, consuetudini, statuti, così via, per accentuare la volontà delle parti che stipulano qualcosa. Una cosa normalissima che si trova in quasi tutti i contratti ovunque. Dunque non è una cosa politica qui che si dice no, noi rinunciamo al statuto e alle consuetudini, ma è una cosa, proprio una clausola che quasi si copiava senza pensare. Dunque secondo me questa è stata la ragione per pensare che nel 1348 non è stato abolito, abbiamo degli argomenti molto buoni, adesso salterò su alcuni perché il tempo corre, ma abbiamo atti della pratica che sono stati scritti dopo il 1348, che evocano le norme dello statuto o hanno le stesse soluzioni, così via. Per esempio il Dusan mi ha passato alcuni esempi trovati in queste carte notarili molto importanti, dove si vede che per esempio nel regolare i rapporti matrimoniali, sì, le cose tra i coniugi sono messe nella stessa maniera come nello statuto, anche in un altro documento più anziano e così via. Dunque lo statuto è stato sempre in uso, non c'è stata questa cesura. Adesso abbiamo già detto è più anziano di sicuro di
di 1423, abbiamo già un po' spostato l'attenzione verso il 300, allora si pone la questione: ma quando poteva essere stato compilato? Alcuni dati li abbiamo nello statuto. Quando si legge bene si vede in alcuni posti, io ho individuato 3, ci sono delle addizioni. Dunque c'è un capitolo con un testo e poi c'è un'addizione, 3 volte sono addizioni datate, dunque aggiunte allo alla norma statutaria, che allora vuol dire che il testo, il primo pezzetto di testo prima di questa aggiunta è più anziano dell'aggiunta. Questo è logico. Allora, le aggiunte le abbiamo di 1321, di 1325 e in un luogo di 1318. Dunque lo statuto è di sicuro più anziano di 1318. Poi c'è un argomento un po' più largo, comparativo, diciamo. È logico che è stato fatto alla fine del 200, all'inizio del 300 forse. Abbiamo Pirano, abbiamo probabilmente, secondo il nostro collega, le ricerche del nostro collega Banica, Montona anche qui vicino con i tempi. Dunque alcune comunità istriane che fanno statuti nello stesso tempo, ma anche guardando la sponda adriatica orientale, per esempio Ragusa, Dubrovnik, no, 1272, è il tempo quando molte città cominciano a confezionare un volume dei statuti. Dunque io direi probabilmente ultimi decenni del 200, forse lo sapremo una volta se si trova un documento che proprio lo scopre molto bene. Ci sono, per dire la verità, anche alcuni documenti più anziani che riguardano Capodistria e parlano di statuti, ma qui bisogna essere cauti. Abbiamo 2 documenti, dunque, dal periodo di patriarcato di Aquileia, uno è del 1238, uno del 1039, quando tutti e 2 sono stati fatti dalle istituzioni di patriarcato, che dicono statuta civitatis examinans o debeat examinare statuta civitatis. Cosa sono queste statuta civitatis? Questi non sono ancora dei volumi, lo sappiamo anche perché abbiamo studiato altre città. Questi non erano ancora collezioni di statuti, ma erano i primi pezzi di legislazione locale. Dunque, un statuto è una legge. Abbiamo qualche legge così conservata da Ragusa fine XII secolo, abbiamo qualche pezzo di Ragusa di Arbe, per esempio, un po' più lungo e così via. Dunque ogni legge scritta su un pezzetto di pergamena, una legge locale, ma non delle collezioni. Perché non sono state conservate? È di nuovo il problema del materiale che è buono ma che si ricicla molto bene. Dunque una volta, dopo che queste non erano più importanti, si potevano lisciare e riutilizzare per qualcosa di nuovo. Dunque di queste cose non si è conservato niente, ma penso che questo siano i statuti, statuta, no? che vengono menzionati in alcuni documenti. Adesso, dopo questa passeggiata, pezzo di passeggiata difficile, l'ultimo, che sarà molto più breve, ma mi sembra non meno importante. Questo è il patrimonio giuridico che troviamo nello Statuto di Capodistria, perché le leggi non
Le leggi non si scrivono così che uno si mette e comincia a pensare. Come si fa? Quasi sempre si prende qualcosa che già esiste. Questa è una cosa abituale per il mondo giuridico. Questo è anche una maniera buona per fare le leggi, perché si prende il meglio, quello che è stato già un po' esaminato nelle pratiche, e questo dunque è talmente una cosa abituale per le fonti giuridiche, che anche si dice borrowing is the name of the legal game, così uno detto di un grande teorico, Alan Watson. Dunque i prestiti sono la maniera tipica come creare, anche come sviluppare il diritto, no? Perché si prendono le cose moderne, le cose nuove, buone. Allora, cosa è stato adoperato per creare lo statuto? Testi giuridici di luogo anteriori, dunque abbiamo detto anche questi pezzettini piccoli. Poi le consuetudini locali che vogliono essere fissate. Per esempio, una consuetudine che trovate ovunque in Istria è il cosiddetto matrimonio all'istriana, che in ogni città si chiama con il nome proprio, dunque avete il matrimonio alla Capodistriana, il matrimonio alla Parenzana, alla Rovignana, è sempre lo stesso. È un matrimonio di due coniugi che hanno la posizione sociale un po' più bassa e uguale, dove la donna è attiva, dove non c'è un grande, come si dice, una grande dote, ma si costruisce un sistema di patrimonio comune. Dunque consuetudini come una tale consuetudine vengono introdotte nello statuto. Ma similarità si vedono. Quando guardi il statuto di Capodistria riconosci le cose che hai letto anche altrove, in altri statuti. Qualche volta, guardando allora un po' meglio, sono andata a cercare questi altri testi che avevo sotto mano, vedi che assomiglia la cosa che si vuole regolare, ma il testo non è lo stesso. Per esempio, quasi ogni statuto istriano ha una regola che il macellaio non deve vendere le carni delle bestie morte, no, delle bestie morte per malattia. Ma ovunque sono di una maniera diversa. Quello capodistriano non assomiglia a niente di quello che ho visto, e così via. Ma ci sono anche delle cose molto più vicine, dove vedi proprio che i testi sono molto simili. Per esempio, qui Statuto di Pirano a sinistra, statuto solo per vedere così di una maniera globale, che oppure uno ha copiato dall'altro, oppure hanno avuto un terzo testo comune da dove sono stati copiati tutti e due. Un po' più dunque queste cose rose sono uguali o quasi uguali. Oppure penso che ho ancora altri esempi. Ecco, qui per esempio Statuto di Isola, Statuto di Capodistria, quasi nella stessa posizione, come vedete, quasi lo stesso testo. Dunque, oppure un esemplare per tutti e due, oppure uno copiato dall'altro. Dunque una cosa, come ho detto, normalissima, che si vede di spesso. E poi abbiamo qualcosa ancora di molto molto importante, ed è il patrimonio giuridico
comune europeo basato sul diritto romano e diritto canonico. È quello che tutta l'Europa sviluppata ha nella sua pratica, che per adesso non andare molto più avanti. Dunque un unico diritto sviluppato europeo basato sul diritto romano, che anche riconosciamo in alcuni pezzi di Statuto di Capodistriano, per esempio alcuni principi, adesso volo su questo, ma le faccio vedere le citazioni. Dunque diritto romano, questo le ho trovate così cercando un pochino perché le riconosco anche. A sinistra dunque istituzioni, al primo luogo è il Codex di Giustiniano, dunque sono pezzi della molto famosa collezione di diritto romano Corpus Juris, sì. E poi a destra, come vedete, sono prese un po' le parole e le idee nel Statuto di Capodistria. Molto importante, perché cosa vuol dire? Uno di Capodistria che è abituato a questo patrimonio giuridico europeo, che magari fa mercato, viene, non so, a Barcellona o da qualche parte, lui trova lo stesso diritto. È il diritto che unisce, che facilita soprattutto la vita per gli mercanti, che volendo fare il testamento e trovandosi da qualche altra parte troveranno le stesse forme. Dunque molto importante, per questo proprio lascia vedere quanto inserito era Capodistria nel mondo europeo del periodo. Per tirare le somme, due ultime parole. Secoli sono, come ho cercato di dimostrare, più di 6. Va bene di festeggiare, anzi è una bella occasione per parlare dello statuto, ma la tradizione statutaria di Capodistria è molto più lunga, va alla fine del 200 o forse inizi 300, ma in quel periodo siamo. Ha molti strati ancora da esplorare, questa è solo una piccola entrata. Poi quello che non ho detto, ma vale la pena di dirlo, è stato in vigore almeno 350 anni, se pensate a 1423, e se prendiamo altre date ancora molto di più. Dunque questi sono testi simbolici per una comunità che non si cambiano, sono quasi testi sacri, no? Fino alla caduta della Repubblica di Venezia era in vigore lo stesso statuto. E poi l'ultima cosa che volevo accentuare è che condivide lo Statuto di Capodistria e la sua comunità condividono il patrimonio giuridico con quello più esteso dell'Istria, della Venezia e Veneto, ma anche di un anche più largo ambito europeo. Così, in maniera informale, forse.